Eccoci qua in studio, non più segregati uno a casa propria per fare le interviste alla ripartenza. Ripartiamo dallo studio per affrontare con diversa visione il futuro delle persone, delle aziende, delle partite IVA, delle associazioni. Oggi abbiamo ospite con noi una persona importante perché è contitolare dell'Hotel Salus di Lignano Sabbiadoro e è Renzo Maso. Renzo, buongiorno. Buongiorno. Renzo è un carissimo amico, lo conosco da tanto tempo e è uno che si alza presto al mattino e che è abituato a lavorare come si lavora negli hotel, cioè ci si alza presto al mattino, si preparano le cose per gli ospiti, si va a letto come ultimi alla sera perché naturalmente bisogna mettere in sicurezza tutte le persone che si ospitano e perciò è un lavoro molto importante, molto faticoso. Poi abbiamo la Lodovica Bin, che è questa bella ragazza che è qui in fianco a me, che è la nipote di Renzo. Lodovica è una collaboratrice, collabora con l'Hotel Salus di Lignano Sabbiadoro, e probabilmente lei che tiene le pubbliche relazioni, che cerca di far sì che si possa conoscere, ma si conosce già questo importante hotel in tutto il mondo ormai, perché ormai con i social si va in tutto il mondo. Renzo, io partirei da Lodovica. Perché? Non perché, ma perché è giusto dare le nipoti, la tua nipote è veramente una figura straordinaria. Allora la bellezza che parta col sorriso a raccontare un po' che cos'è questo hotel. Vai Ludovica. L'Hotel Salus viene gestito da ormai più di 50 anni dalla famiglia Maso e offre un'esperienza di vacanza unica perché comunque è una gestione familiare, quindi è un clima molto, molto amichevole, molto vicino a tutta la clientela. Abbiamo una clientela ormai stabile da tantissimi anni, clienti storici che vengono ogni anno all'Hotel Salus da quando ha aperto, quindi dei clienti molto molto affezionati. La posizione dell'Hotel Salus è davvero unica perché è proprio a 2 passi dal mare, dalla spiaggia. La spiaggia di Lignano Sabbiadoro è una in assoluto delle più belle dell'Alto Adriatico, è una spiaggia molto ampia, un mare meraviglioso e quindi questo è sicuramente uno dei grandi plus che offre l'Hotel Salus, oltre ovviamente al tipo di gestione che è molto curata, molto attenta al cliente e questo insomma in poche parole direi che questo riassume un po' la bellezza e la gestione insomma dell'Hotel Salus. Ecco, poi torniamo da te per capire come vi siete organizzati per il dopo coronavirus, però adesso andrei da questo parente che penso, te e tua moglie avete, io mi ricordo anche tua moglie, avete avviato questa importante azienda. Abbiamo messo in piedi questa azienda turistica da 50 anni fino a 2 anni fa che mia moglie è mancata. Però la continuazione dei miei figli per la gestione, il nostro albergo è proprio gestione familiare. Si va a informare tutti i servizi che può avere il cliente, che hanno non solo la pensione completa eccetera, ma hanno degli extra compresi dall'acqua, vino, la spiaggia, le biciclette, l'informazione vera proprio dell'albergo a servizio tutti i giorni. In che anno avete aperto? Noi abbiamo aperto dunque negli anni 70, quindi adesso è 20 e 50 anni, 68-69 più precisi, sì. E beh, allora non... L'albergo è ristrutturato completamente, aggiornato con tutti i servizi di oggi, quindi noi viviamo con i clienti a contatto con i clienti. Da noi il cliente non è un numero,
non è un un numero, amico. fa parte della famiglia. È un amico, è Sì. un amico. Quello è importante perché non c'è di meglio che il cliente si senta a casa propria quando è ospitato in una località turistica. Se si sente un invasore o uno che disturba, non tornerà più. Invece da voi penso, Renzo, che i clienti tornino ogni anno a trovarvi. Sì, perché noi abbiamo il contatto personale, non è un numero, sempre alla mattina, buongiorno, buonasera, cosa ha bisogno, è stato bene, le serve questo. No, vorrei fare questo, pronto l'informazione, dove fare l'escursione, qualsiasi momento siamo sempre disponibili. Una domanda, Renzo, nell'arco dei 50 anni che date questo bellissimo servizio in Lignano Sabbiadoro all'Hotel Salus, hai in mente un cliente che non dico ogni anno, ma che è venuto molto spesso a trovarti, Sì, sia no. estero che italiano? Certamente, noi lavoriamo totale con l'Austria perché siamo vicini, confinanti, però abbiamo anche tanti italiani, ma abbiamo clienti da 30-40 anni che sono ancora vivi e piano piano mi mancano, ma mi segue la famiglia, i figli, Bello, i nipoti, quindi abbiamo la continuazione di questa famiglia che Si conviene. tramandano l'abitudine di venire a trovare esatto, Maso, naturalmente Poi- adesso verranno a trovare la Lodovica, non più Maso. Esatto, I esatto. giovani. I figli, sì. Sì, perché è importante che i giovani Certo, vengano. certo. Lodovica, abbiamo parlato delle caratteristiche dell'hotel, delle peculiarità, ne ha parlato anche Renzo. E come vi siete organizzati adesso? Come vi state organizzando per naturalmente le regole che si devono seguire per dare la maggior sicurezza e tranquillità ai vostri ospiti? Beh, sì, naturalmente questa condizione, diciamo, del coronavirus ci ha portati alla necessità di, diciamo, mettere delle misure di sicurezza a tutela di tutti i nostri clienti. Non sto qua ad elencare proprio nello specifico tutte le misure, però i clienti troveranno in tutti i luoghi comuni dell'hotel i dispositivi per diciamo, l'igienizzazione delle mani e il servizio anche per quanto riguarda la colazione non sarà più a buffet ma sarà al tavolo, quindi questo sempre per tutelare tutti i nostri clienti. Però ecco, ci terrei a porre l'attenzione su questo tipo di discorso, nonostante le misure di sicurezza. Il cliente avrà comunque la possibilità di trascorrere una vacanza, diciamo, nella normalità, quindi la misura di sicurezza non pone, diciamo, un limite a quello che è il godimento della vacanza, proprio perché vogliamo restare comunque fedeli a quello che è sempre stata la filosofia dell'Hotel Salus, quindi il cliente deve sentirsi a casa, deve sentirsi in famiglia e quindi da un lato sicuramente la sicurezza per la tutela della salute del cliente, però dall'altro vogliamo comunque dare la possibilità al cliente di godersi a pieno la vacanza, quindi non si sentirà, ecco, limitato dalle misure che sono state adottate. Renzo, tu non hai assolutamente paura, hai messo delle buone basi. Probabilmente i figli e i nipoti sono venuti su con quella che è sempre stata probabilmente la tua caratteristica, quella della gioia, dell'accoglienza, del dialogo con la clientela. Vedo che Lodovica è bravissima, quasi quasi la vorrei qui a trasmettere con me, a fare delle interviste perché Brava. è veramente brava Lodovica. Io direi che se hai qualcos'altro da dire, Lodovica, io te lo lascio dire perché poi andiamo a terminare Qualche serata con la musica. questo incontro e però avremo modo poi di parlare altre volte, penso. Sentiremo il nonnino. Certo, beh, ci terrei a questo punto a mettere, diciamo, a porre l'attenzione su due offerte che stiamo un po' pubblicizzando a favore dei nostri me lo volevo clienti. portare via perché sono interessanti. Ecco, però te le sì, lascio. sono due pacchetti molto interessanti.
Sono 2 pacchetti all inclusive, il primo prevede un soggiorno minimo di 3 notti e costa 210 euro a persona, il secondo invece è sempre un pacchetto all inclusive con un minimo di 7 notti ed è 476 euro a persona. Questo per tutta la stagione? Sì, esatto, Per tutta la assolutamente, stagione? è proprio un'offerta speciale per l'estate, per il periodo Per estivo. quest'anno Sì, dovuto sì, anche sì, a, dovuto, sì, a queste esatto. difficoltà, certo. Tutto compreso? Tutto compreso, quindi dalla prenotazione dell'ombrellone con i 2 lettini, il servizio wifi, la pensione completa con le bevande e il vino ai pasti, il servizio di biciclette che offriamo direttamente dal nostro hotel. Ma c'è una bicicletta che porta il mio peso? Sì, assolutamente sì, assolutamente. Quindi diciamo veramente un pacchetto assolutamente completo dalla A alla Z. Ma quanto siete dalla spiaggia? Una cinquantina di metri, Ma sì, niente, una mezza proprio passeggiata, veramente proprio. molto Si molto sente- vicini, si sì, sente sì. il profumo Del mare del direttamente Sì, dall'hotel, sì, sì, sì. assolutamente. Ah, bellissimo, bellissimo. Vedrò di arrivarci anche a trovarvi così. Sì, sì, ti aspettiamo magari. volentieri. Va bene, va bene, va bene. Certo. Bene, Renzo, a te la chiusura. Dobbiamo ammettere che tutti i giorni carne e Parla, pesce. parla, nessun problema, dillo. Tutti i giorni, pranzo e cena, carne e pesce fresco A della volontà. stagione. Esatto. Ma è a volontà se vengo io? Sì, sì, allora Se vengo io lo non possiamo lo fare. so, non ti resta Sì, più sì, niente sì, per la sì. sera poi. No, no, c'è sempre... Va bene, no, è bello sentire questo. Qualche serata danzante che si organizza ogni tanto per riunire i clienti a fare anche un po' Certo, di certo, musica, certo. ascoltare Bene, musica, bene, ballare, Bene, fare tutte allora queste cose. Lodovica, io penso che ci vediamo poi in quel di Lignano Sabbiadoro. Ricordatevi, Hotel Salus, Lignano Sabbiadoro, naturalmente con degli ospiti di questa levatura si va tranquilli e si passano probabilmente delle vacanze in maniera straordinaria. Non serve andare, Non serve andare lontano, assolutamente. Qui in Italia, a Lignano Sabbiadoro, Hotel Salus, ricordatevelo. Grazie per l'attenzione che ci avete dato, grazie Lodovica, grazie Renzo grazie a te. e arrivederci a presto.